Completata la curva di sinistra, la macchina ora prende velocità. Lo stacco. Va davanti Pattigo, davanti a Pasqualina Disa, poi Polar Liss, al largo Polo Laser, in terza avanza Park Disgray. Pattigo raggiunta da Park Disgray all'imbocco della piegata. Poi Pasqualina, all'esterno Polo, in corda Polar Liss, sul finire della prima curva Park Disgray rileva al comando Pattigo. Poi Pasqualina, Polar Liss, problemi per Polo Laser che sbaglia, allora all'esterno risale Pineapple Jolly. Pineapple è seguito da Plutonio OM che chiude allo steccato Pretty Fans, poi ancora Palatina Cla e Petrus, quindi Palio e Paolo Caff. 46,6 sul mio cronometro per i primi 600 metri, Park Disgray leader anche agli 800 in 1,3 appena abbondante, fuori corsa privilegio la Sol. Termine della seconda curva, Park Disgray in vantaggio, Pattigo di rincalzo, Pineapple Jolly che risale all'esterno, lungo lo steccato in terza posizione è Pasqualina davanti a Polar Liss, a largo nella scia di Pineapple e Plutonio, a 500 dalla conclusione dopo 1 chilometro sul piede l'1,19 appena abbondante, Park Disgray, Pattigo, Pineapple a largo, poi Pasqualina, all'esterno Plutonio. In terza prova Petrus ma sbaglia, Park avvicinato da Pineapple che è seguita da Plutonio, di dentro Pasqualina, Pattigo su Pasqualina, retta di arrivo con Pineapple Jolly che passa in vantaggio, è attaccata da Plutonio M, Plutonio rimonta Pineapple, interviene anche Palatina, Plutonio M che passa e va a vincere netto davanti a, forse ancora Pineapple, su Palatina e Patti, però sono tre in linea e aspettiamo di rivedere magari con la telecamera posta in linea con il traguardo, vedere se viene confermata l'impressione che ho avuto così dal vivo, d'amblè, il successo per Plutonio OM, poi vediamo per le piazze. Ecco Plutonio che passa con William Kelly, Atos Pelloni al training. Ecco, direi che potrebbe essere ancora Pineapple su Palatina e poi Pattigo al quarto posto.